Sono passate già 2 settimane dal decreto che limita o blocca gli spostamenti delle persone, ma a scenari come questo è difficile abituarsi. La città semideserta appare surreale, tanto più in una giornata così, sole e cielo limpidissimo. La primavera, più forte di ogni virus, fa mostra di sé sugli alberi e una brezza insistente sferza strade e palazzi. Come qui ai Soffioni, oggi solo una galleria dove il vento prende forza prima di spazzare Piazza dei Signori. Serrande abbassate, sedie e tavolini accatastati. Il silenzio della loggia dei 300 è assordante. Sopra uno dei tavoli qualcuno ha lasciato un paio di uova, ignoto il motivo, forse omaggio ad una Pasqua in sordina. È quasi mezzogiorno, i rari passanti con la mascherina sul volto camminano da soli, si soffermano distanziati davanti alla farmacia o stanno in coda per fare la spesa. Vigili, carabinieri e polizia pattugliano le vie e fanno osservare il decreto, mentre gli uomini della protezione civile suonano i citofoni per consegnare le ultime mascherine. Intanto questa coppia di anatre sale in strada e presidia Ponte Dante, quasi a colmare lo spazio lasciato dalle persone chiuse in casa.